Buongiorno, benvenuti alle nostre lezioni di ortografia napoletana, della scrittura della lingua napoletana. Oggi parlerò di un argomento alquanto bizzarro, nuovo per tanti di voi, l'accento circonflesso. È un tipo di accento che non utilizziamo in italiano, ma che esiste in tante altre lingue. È questo qua, questa specie di tettuccio che si mette sulle vocali, ok? Era utilizzato nell'antica Grecia con un simbolo diverso, questa specie di S sdraiata che si metteva sulle vocali. Io non sono un grecista, per cui posso dire una cavolata, però in base a quello che dice il dizionario è un suono che prima inizia alto e poi discende, qualcosa del tipo O, U, E, I, qualcosa del genere. Si usava questo. Poi nella lingua moderna, appunto nella linguistica moderna, si usa questo tettuccio, si chiama circonflesso. La parola circonflesso significa tipo circumnavigare, per cui andare intorno, flesso piegare, per cui si piega attorno alla parola. Questo è il senso chiaro, semplice. In italiano è utilizzato solo negli ambiti specialistici per risolvere dei problemi di accorciamento delle parole. Uno dei tipi è quando una parola finisce con io, tipo vario, notaio, oratorio, saio. Quando finiscono così, al plurale, noi diciamo vari signori, vari notai, vari oratori e vari sai. Invece no, dovrebbe essere due i. Questo in italiano dovrebbero essere due i, per cui non vari, ma varii. E in questo caso si usa appunto scusate, lascio ancora un po' di raffreddore. Ecco, noi scriviamo vari, ma dovremmo scrivere varii. Negli ambiti linguistici scrivono vari. Ok? Questa è una particolarità. La contrazione delle due i in una sola i implicherebbe questo accento. Questo è un ambito. Un altro ambito in cui si può trovare questo accento circonflesso è negli ambiti della poesia, quando in una frase, in un verso, una parola è troppo lunga, la si accorcia, accorciandole, poi si toglie un pezzettino di solito interno alla parola e bisogna mettere questo, come nel caso per esempio della parola cogliere, che diventa corre e si mette questo accento su. Per esempio corre, che per esempio non so, bisogna correre il frutto della gioventù. Ecco, questa è saltata un pezzettino interno e si è messo questo accento per ricordare che non significa correre, voce del verbo correre, ma significa un'altra cosa. Un altro ambito che si utilizza, io l'ho visto raramente, ma veramente anche in ambiti specialistici, l'ho trovato 1 o 2 volte, non di più, è quando si usa per diversificare due parole che altrimenti sarebbero scritte in maniera simile. Per esempio la parola corso, cioè l'abitante della Corsica, no? Corso, per differenziare da io ho corso, ok? Perché questi sono i 3 ambiti italiani in cui si usa le due i in finale di parola, quando una parola in campo poetico o in campo, non so, parola antica, oppure nel campo appunto per differenziare parole. Però ultimamente, che io sappia, non si usa questo accento, ma si mettono l'accento grave e acuto, che sarebbero questi due qua. Questa è la O e questa è la O. Vedete che hanno i 2 accenti diversi, accento acuto e accento grave. In napoletano questo non è storicamente un simbolo napoletano.
nella letteratura napoletana non è mai stato messo, e sono 30-40 anni più o meno, non so di più. Comunque negli anni 60-70 non esisteva. Gli studiosi linguisti moderni napoletani appunto hanno cercato di risolvere dei problemi di contrazione, perché già ho detto altre volte che in napoletano noi abbiamo questo problema: contraiamo le parole, le tagliamo, le accorciamo, e allora ci sono dei problemi, e gli studiosi, appunto essendo studiosi, studiano questo alla ricerca di una soluzione, e hanno trovato che questo simbolo può essere utilizzato in napoletano. Questo fenomeno di accorciamento si chiama crasi, che in greco significa fusione, mescolanza, e accade quando la vocale finale di una parola è uguale a quella iniziale dell'altra, per cui si fondono e diventano un tutt'uno. Per esempio abbiamo il famoso esempio della ambaradan. Questa famosa parola qua, chissà quando l'avete vista: Madonna, che ambaradan, per dire che confusione, che confusione. Ambaradan è una collinetta in Etiopia dove successe una guerra, una battaglia molto, molto confusa, appunto per questo si dice che è confusa. E mo, che succede? Che questo ambaradan, vedete, la A questa qua e la A questa qua si fondono, e noi la chiamiamo ambaradan, una sola. Ho scritto male. Ambaradan. Eccoci qua. Ambaradan. E noi la diciamo e la scriviamo così. Se volessimo essere veramente pignoli e dire no, bisogna scrivere correttamente, su questa A centrale dovremo mettere un tettuccio, perché è la fusione di due vocali uguali. Okay? Questo è un uso che si faceva appunto in Grecia, e forse si fa ancora nella grammatica greca moderna, e che in italiano, in napoletano può essere utile. Quindi gli studiosi hanno trovato che è corretto utilizzare questa cosa per dei fenomeni che abbiamo in napoletano. Per esempio la frase avita lucca, nel senso dovete urlare, avete da urlare, avete da alluccare. Io ve la scrivo e dice avite a allucca, che poi diventa, eccola qua, ve la faccio vedere, avete a allucca, avete da alluccare, che in napoletano viene contratto e diventa avit, perché scompare anche la E, avit a allucca, che poi contratta ancora di più avit ecco. Vedete un po' che giri balordi, però è interessante vedere cosa hanno escogitato i nostri studiosi, appunto perché può essere interessante. La frase sarebbe avite da allucca, avite a allucca. Mo questa A e questa A giustamente si fondono, perché in napoletano diciamo avite allucca, non diciamo due A, diciamo una sola. Ma in effetti noi non diciamo nemmeno la E, per cui diventa avite apostrofo per la elisione della E, la vocale finale viene elisa, per cui si mette un apostrofo. Poi l'altra apostrofo a ricordare la D, avit a allucca, come si è scritto fino adesso. Adesso invece c'è questa proposta, avit allucca, perché questa A prende la A e la E, perché questa è una contrazione. Questo è un uso che se ne può fare in napoletano ed è molto interessante.
Giustamente, se avete difficoltà, perché sulla tastiera non c'è sta questa cosa, scrivete come scrivevano i napoletani prima, diciamo, come storicamente era questa qua, la prima fase. Va bene? Questo è uno dei modi dell'utilizzo in napoletano. Poi esiste l'altro modo che si utilizza, che è quello della fusione. Un attimo che cancello per scrivere il nuovo esempio. È quando due vocali differenti si fondono e si pronunciano come se fosse una sola cosa. Per esempio, come sei bella, come sei. In napoletano diciamo come si bella, per cui quel sei diventa si. Allora, si. Perché per differenziarlo dalle altre, non so, si venisse mamma, che è un se, non è più un sei, oppure sì, voglio stare a casa stasera, sì, affermazione. Per cui per differenziare, storicamente si è sempre messo un apostrofo, mentre invece gli studiosi dicono che è meglio mettere il tettuccio, l'accento circonflesso, ok? Per cui questo è quello che bene o male troverete in linea di massima quando una poesia è scritta in linea di massima correttamente. Storicamente troviamo questo. Questo qua invece è la proposta dei linguisti. Io dico proposta perché storicamente non è accettato, perché dal 1200 che si è iniziato a scrivere in napoletano fino agli anni 60-70 non si trova, negli anni 70, 80, non so quando, perché io poi non so, l'ho trovata negli ultimi 20-30 anni, qui prima non so se c'era, e se c'era io non l'ho trovata. E per cui la chiamo ancora proposta, anche perché quando poi i nostri studiosi si riuniranno in accademia e decideranno qual è la forma migliore per continuare a scrivere in napoletano, noi siamo pronti a queste due evenienze. Poi l'ultimo esempio è in relazione alla parola, alla seconda persona del verbo avere, che hai fatto, che hai fatto. In napoletano lo diciamo che fatto, che hai, che poi in napoletano era che hai, per cui sono A, I, E su tre vocali che si fondono in una E, per cui diventa aie, che sarebbe ai, che diventa E. Okay. I linguisti propongono di scriverla con il tettuccio. Eccola qua, vedete? Anticamente in napoletano si scrive aie, che viene da ai italiano. Noi diciamo e storicamente bene o male troverete queste due forme, questa e questa troverete scritte. Poi i linguisti moderni propongono la e in più. Però ripeto, finché scrivete questo e questo rimanete nella logica storica. Questa qua è una proposta moderna che è interessante e per adesso non è obbligatoria, anche perché sulla tastiera del computer non c'è il tettuccio. Dovreste andare nei simboli e fare il giro un po' più largo. Per cui queste due sono le forme più storicamente accettate e questa è una proposta. Vediamo un po' come il futuro della nostra lingua, non so come sarà, speriamo che almeno tutti quanti cerchiamo di uniformare la nostra scrittura. Poi il grosso di questo problema, di queste contrazioni, di queste crasi che abbiamo detto, che significa appunto fusione, mescolanza di più suoni in uno, lo troveremo nelle preposizioni articolate, che sarà il prossimo video e sarà molto articolato. Va bene? Grazie per adesso, qualsiasi cosa scrivetemi un'email, che ne so, oppure sotto queste lezioni seguitemi su YouTube, sulla mia pagina web. Va bene? Ciao ciao, buona giornata.